Tornano i professionisti per questa sesta corsa, un doppio chilometro per cavalli di 3 anni, sono in 6 al via. 1 Birba Piz, 2 Brando Benal, 3 Best of Dream Trio, 4 Blue Dancer, 5 Bruno Ska, 6 Birba Caf. I favori netti per Birba Caf che pochi giorni fa ha colto un record importante. Si avvia con il numero 6, Enrico Bellei, quota di 1,25, mancano 100 metri allo stacco. Partiti in questo momento, molto veloce lungo la corda Birba Piz, che assume l'iniziativa, ma all'esterno è velocissimo. Intanto ha sbagliato Best of Dream Trio, numero 3, Best l'altra of Dream Trio, Birba Caf, la favorita, va a chiedere e ottenere strada in 150 metri. Terza posizione per Brando Benal, che precede Blue Dancer e quindi Bruno Ska. 15,5 i 200 iniziali per Birba Caf, che procede il comando su Birba Piz. Terza posizione un po' più indietro per Brando Benal, non cambia nulla tatticamente. I 5 procedono in fila indiana dopo 450 metri di gara. Il quarto iniziale in 31,1, con la favorita che può tranquillamente transitare ai 600 metri nell'ordine del 47,4. Birba Piz si riavvicina, più indietro c'è Brando Benal che precede Blue Dancer e Bruno Ska. Ritirato, come detto, Best of Dream Trio, mentre se ne vanno i primi 800 metri di gara in 1,2,9, non cambia ancora niente. E tatticamente è difficile che cambi qualcosa ancora per un po', perché in testa c'è la favorita, nettissima. Andati in testa senza spesa praticamente, ora completa il chilometro in 1,18,6, sta andando anche piuttosto piano. Birba Caf dunque al comando, Birba Piz in seconda posizione, in terza c'è Brando Benal, in quarta Blue Dancer e in quinta Bruno Ska a chiudere il gruppetto. Non cambia ancora nulla, ora comincia ad accelerare la battistrada, 14,7 il parziale, c'è stato il quarto più veloce in 34, ora un altro 14,8, Birba Caf su Birba Piz, terza posizione per Brando Benal, le altre posizioni invariate a 400 dalla conclusione. Parziale ora in 14,3, fa ancora più svelta ora il parziale la battistrada Birba Caf, che ha preso 2 di vantaggio. Intanto c'è l'errore improvviso di Brando Benal, che era in terza posizione. Numero 2 Brando Benal, errore improvviso, forse un inciampone, mentre Birba Caf entra nettamente al comando in retta d'arrivo, 14,6 la curva, e ora si limita a controllare la situazione, non c'è bisogno di cercare alcun record. Vince davvero facile Birba Caf, Enrico Bellei, secondo posto per Birba Piz, al terzo chiude Blue Dancer, 1,15,9, 29,1 e poi 29,2 chiudere, significa 58,3 per gli ultimi 800 metri. La favorita Birba Caf, Enrico Bellei, in salchi e al training, vince davvero in maniera molto molto facile. Quota di 1,25 al totalizzatore. Secondo posto per Birba Piz.